La Dante Alighieri è oggi impegnata in un interessante convegno qui al Gallo sulle tradizioni della cucina, insomma un momento importante per i ragazzi che si immergono in questo mondo culinario. Sì, noi abbiamo approfittato della settimana della cucina italiana nel mondo, precisamente la nona settimana, per trattare di una tematica che abbia anche un risvolto sociale, ma anche un risvolto per la tutela della nostra salute. Abbiamo come argomento la dieta mediterranea e anche la cucina delle radici, quindi le nostre tradizioni, la cucina anche contadina del nostro territorio, con la sua semplicità ma anche genuinità. E abbiamo anche trattato la tematica dal punto di vista storico, quindi attraverso l'Archivio di Stato risalire a quelle che erano delle tradizioni e che non vanno dimenticate. In più anche la cucina nell'arte, cioè attraverso delle opere artistiche conosciute o anche meno conosciute, vediamo, scopriamo quali erano gli alimenti che venivano magari usati in tempi lontani. Inoltre approfittiamo di questo incontro per consegnare i riconoscimenti alle scuole che hanno trattato due tematiche che si dovevano evidenziare in particolare nel 2024. La famiglia, che era proprio l'anno internazionale della famiglia, e in più Marco Polo. Marco Polo come, diciamo, voglia di scoprire, voglia di trovare strategie, soluzioni e di scoprire quello che magari sembra una cosa lontana, irraggiungibile, invece si possono raggiungere. Abbiamo qui la presenza di numerose rappresentanze di varie istituzioni scolastiche dell'intera provincia e quindi è un messaggio forte che mandiamo alle generazioni future. L'Istituto Gallo sempre al centro di queste iniziative oggi con il coinvolgimento degli alunni. Sì, oggi è una giornata particolare e particolarmente significativa per l'Enogastronomico Gallo, perché si parla di cucina, ma si parla ad ampio respiro. Si stanno approfondendo, infatti, grazie alle relazioni degli illustri relatori che rappresentano il mondo della cultura del nostro territorio più che altro, si stanno approfondendo dei temi culturali legati all'arte culinaria, sia dal punto di vista musicale, sia dal punto di vista artistico, sia dal punto di vista letterario e anche medico. Questo perché? Perché quello che vogliamo noi, il messaggio che vogliamo far passare ai nostri ragazzi è che preparare un piatto non è solo un fatto che nasce dall'osservanza di regole, di ricette ben precise e stabilite, ma dietro un piatto c'è la storia, c'è la tradizione, c'è una ricchezza vera e propria che bisogna riscoprire, rivalutare, anche perché la tradizione culinaria del nostro territorio è una tradizione che ci aiuta anche dal punto di vista della salute, dei corretti stili di vita, e quindi è veramente un avvenimento quello di oggi, una manifestazione che ha uno spessore educativo molto forte. L'altro aspetto molto bello, e di questo ringrazio la Dante Alighieri che per il secondo anno consecutivo organizza la manifestazione presso il nostro auditorium, è quello di collaborare con le altre scuole. Sono qui presenti oggi tanti istituti superiori e del primo ciclo della provincia di Agrigento, sono presenti i loro dirigenti, sono presenti gli alunni e i docenti. Questo a rappresentare il fatto che la scuola, per essere sempre più avanti e incisiva nel territorio, deve vivere un rapporto sinergico tra istituzioni, in modo tale da completarsi a vicenda, da rappresentare realmente una risorsa per lo sviluppo della nostra città e del nostro territorio.